Buonasera da Sicilia 24, questi i titoli del telegiornale. A Noto la rissa e gli spari tra la gente in pieno centro durante l'infiorata, lo spettro dei fatti di Monreale ieri sera nel comune del Siracusano. Anche un 17enne tra i 3 giovanissimi fermati, arrestati 2 maggiorenni, sequestrata una pistola. Il sindaco figura, i 3 avevano causato una rissa anche a Marzamemi. Catania perde la vita gettandosi in mare per recuperare un pallone. La tragedia davanti Piazza Battiato. Il corpo del 19enne recuperato da una motovedetta della Guardia Costiera. Un minuto di silenzio apre il Lungomare Fest. Sono stato scelto senza alcun merito, vengo a voi come un fratello. Leone XIV si commuove, invoca amore e pace nel giorno della sua intronizzazione. Messo in sicurezza l'accesso a Taormina, la spettacolare esplosione oggi nel costone roccioso che metteva in pericolo case e strade. Autostrada chiusa e riaperta dopo un'ora. La Procura ha presentato istanza di liquidazione giudiziale per l'ACR Messina. Futuro sempre più nero per la società appena retrocessa in Serie D. Palermo, oltre 100 campioni a 4 zampe alla favorita. Torna l'esposizione internazionale canina con Sicilia Winner 2025. Calcio, il Palermo saluta i play-off di Serie B. Ieri rosanero sconfitti 1-0 in casa della Juve Stabia. Ben trovati a Noto ieri sera durante l'infiorata. 3 giovani sono stati fermati dopo una rissa. Alcuni colpi di pistola sono stati sparati davanti alla folla. Non ci sono state vittime, un episodio gravissimo che ricorda quello accaduto qualche settimana fa a Monreale. Sentiamo Simona Mazzone. È stato come rivivere l'incubo di Monreale. Gli spari a Noto durante la prima serata dell'infiorata hanno riportato alla mente la tragedia di qualche settimana fa nel Palermitano. Un momento di festa, in centro storico, le famiglie, la movida, la rissa e poi i colpi di pistola. Quando è intervenuta la polizia in via Cavour ha bloccato 3 giovanissimi di 23, 21 e 17 anni. I 2 maggiorenni con precedenti penali alle spalle sono accusati di rissa, violazione della sorveglianza speciale e porto di arma da fuoco. Entrambi arrestati e posti ai domiciliari. Il minore è stato invece denunciato per rissa. L'arma, una pistola, è stata sequestrata. Una persona ha riportato una ferita alla testa causata da un corpo contundente ed è stata portata in ospedale. Intanto è al vaglio degli inquirenti la circostanza, se la pistola abbia davvero sparato e quanti colpi. Le indagini sono in corso per stabilire le cause che hanno portato alla rissa scaturita davanti ai locali del centro cittadino, di fronte a centinaia di persone. Nonostante non ci siano vittime, l'episodio accende nuovamente riflettori sulla violenza tra i ragazzi siciliani dopo la strage di Monreale, ma soprattutto pone degli interrogativi sulla facilità e la disinvoltura con cui i giovani, persino minorenni, escano da casa con un'arma da fuoco in tasca, pronti a sparare sulla folla, incuranti delle conseguenze. Un'altra notte di paura, una tragedia sfiorata. E adesso, mentre si cerca di risalire alle cause dell'episodio, si indaga anche per individuare altri eventuali giovani coinvolti. E abbiamo sentito il sindaco di Noto. La cittadina è stata certamente scossa dal gravissimo fatto di ieri sera. Il sindaco, il primo cittadino, prende comunque le distanze dai 3 giovani che ci dice non sono ragazzi della comunità, della città di Noto, ma che addirittura si erano resi protagonisti la scorsa settimana di un altro episodio di rissa. Ha raccolto per noi la dichiarazione del sindaco Francesco Aloi. I 3 protagonisti della rissa di Noto non sarebbero nuovi a questo genere di episodi. A confermarcelo è il sindaco. La scorsa settimana avevano determinato una rissa in un'altra città. La scorsa settimana, quindi, i 3 avrebbero fatto lo stesso nella vicina Marzamemi. Quello di sabato sera, perciò, potrebbe essere il secondo round. Violenze che, come dice il primo cittadino, con Noto non hanno nulla a che fare. Non ha nulla a che vedere con la movida o con le manifestazioni legate all'infiorata, ma si è trattato di un caso isolato
determinato da due gruppi di giovani provenienti da due città limitrofe. In queste ore Noto pullula di turisti, tantissima gente in giro per visitare l'Infiorata, ma anche tantissimi agenti. Ed è stato il loro intervento ad evitare il peggio. Sono immediatamente intervenute le forze dell'ordine che hanno immediatamente arrestato i ragazzi coinvolti. Adesso a Catania una tragedia davvero immane, quella che ha colpito Simone. Soli 19 anni, sicuramente la voglia di giocare all'aria aperta, poi un pallone che cade in mare, lui che cerca di recuperarlo appunto gettandosi tra le acque del lungomare di Catania. Il servizio, lo sentiamo, è di Tonino De Mana. È caduto in mare per recuperare un pallone e non è più riemerso. Un ragazzo di 19 anni, Simone Currò, è morto annegato nel tratto di mare antistante Piazza Battiato, ex Piazza Nettuno. Il corpo senza vita del ragazzo è stato recuperato da una motovedetta della Guardia Costiera intervenuta in seguito ad una segnalazione arrivata al 112. La salma è stata trasportata fino al porticciolo di Ognina, dove ad attenderla c'era personale del 118. Il corpo è stato trasferito all'obitorio dell'ospedale Cannizzaro a disposizione della Procura di Catania. La notizia della tragedia ha preso alla sprovvista anche gli organizzatori di alcune manifestazioni inserite nel programma del Lungomare Fest, programma quantomeno quello del mattino che non ha subito variazioni ma che comunque è stato aperto con un minuto di raccoglimento. Sicuramente è qualcosa che ci ha sconvolto. Questa è una manifestazione di solidarietà, abbiamo iniziato con un minuto di silenzio, d'altronde un'organizzazione così complessa con ragazzi disabili che erano pronti a poter mettere in campo le loro competenze faticosamente conquistate, non siamo riusciti e non potevamo annullare il tutto. Fatalità o negligenza, i nostri intervistati sembrano avere le idee chiare. Ma la negligenza fino a un certo punto penso, perché può succedere sempre una fesseria all'improvviso. Per me era evitabile. È una tragedia immane, non è possibile, non si può commentare una cosa del genere, è assurdo. 20 anni già è un'età che si dovrebbe ragionare, ma si è giovani. Quando si è giovani purtroppo succedono queste cose. Sulla morte di Simone sta indagando la polizia che ha già sentito alcuni testimoni. E adesso cambiamo decisamente pagina, l'omelia che cita Sant'Agostino e Papa Francesco. È già un manifesto il discorso che è stato pronunciato nella prima omelia da Pontefice di Roma di Papa Leone XIV, quest'oggi di fronte a 150.000 fedeli. Sentiamo Orazio Longo. Sono stato scelto senza alcun merito e vengo a voi come un fratello. Papa Leone XIV inizia così la sua prima omelia ufficiale da 267° pontefice della Chiesa di Roma. Una piazza gremita con almeno 150.000 tra fedeli e pellegrini, giunti anche per il giubileo, 38 delegazioni ecumeniche e diversi capi di Stato e autorità internazionali. C'è il presidente Mattarella e la premier Meloni, c'è Ursula von der Leyen, c'è il vicepresidente degli Stati Uniti Vance e il presidente ucraino Zelensky e tanti altri. Il Signore non abbandona mai il suo popolo, lo raduna e lo custodisce, dice Leone XIV, che sulla Papa Mobile fa il giro di Piazza San Pietro tra applausi e preghiere. Riceve commosso l'anello del pescatore dal cardinale Tagle e pronuncia un discorso innervato da citazioni prese da Sant'Agostino e Papa Francesco e da Leone XIII e Benedetto XVI, puntando l'attenzione su 3 parole: amore, unità e pace. Non si tratta mai di catturare gli altri con la sopraffazione, con la propaganda religiosa o con i mezzi del potere, ma si tratta sempre e solo di amare come ha fatto Gesù. Una Chiesa unita, segno di unità e di comunione, che diventi fermento per un mondo riconciliato. Un Papa che dimostra commozione e umanità, ricordando come questo sia un tempo pieno di discordia e di ferite causate da odio, violenza e pregiudizi. Dalla paura del diverso, da un paradigma economico che sfrutta le risorse della terra ed emargina i più poveri. E noi vogliamo essere dentro questa pasta un piccolo lievito di unità.
Tanti i siciliani presenti in piazza San Pietro e in via della Conciliazione come i fedeli della confraternita del Santissimo Sacramento di Gran Michele per un papa in qualche modo legato alla Sicilia con le sue origini, ricostruite da genealogisti francesi e americani che risalirebbero al comune di Milazzo nel Messinese quando nel 1904 il nonno paterno lasciò l'isola per emigrare negli Stati Uniti. Lì raggiunse l'Illinois, cambiò il cognome in Prevost e cominciò un'altra storia. E adesso a Taormina, questa mattina, il brillamento dei massi sul costone che mettevano appunto a rischio case e strade, dunque tratto messo in sicurezza. L'autostrada è stata chiusa per circa un'ora. Sentiamo. Un'esplosione spettacolare, quella dei massi che a Taormina rendevano pericolosa la via principale di accesso alla città. Tutto, questa mattina all'alba, è durato una decina di secondi, ma dietro c'è stata una organizzazione minuziosa nell'ambito dei lavori del raddoppio della linea ferroviaria e coordinata da Prefettura di Messina e Protezione Civile. I due blocchi rocciosi, circa 3.000 metri cubi, mettevano a rischio abitazioni, strade e una casa di cura. Così stamane evacuata la zona e chiuse strade e autostrade. Alle 7 in punto l'esplosione. Questo è il cuore delle operazioni, il centro operativo avanzato da cui sono state seguite da parte delle istituzioni tutte le fasi del brillamento del masso roccioso. Noi, come avete visto qui da questa postazione, abbiamo fatto uno zoom con le telecamere che abbiamo messo sulle varie aree e comunque tutto appunto pare regolare. Avete visto il cono di detriti che ha occupato via Garipoli, quello quindi nelle prossime settimane, nei prossimi mesi l'impresa provvederà a controllare tutta la scarpata, tutto il cono di deiezione e quindi mettere in sicurezza l'area. Attenzione quindi ai detriti che dovranno essere rimossi e al costone da mettere in sicurezza, come ha chiesto il prefetto Cosima Di Stani. La situazione deve avere un suo consolidamento. Se nel frattempo arrivano delle piogge importanti, occorre prestare grande attenzione perché altrimenti i fanghi possono naturalmente scivolare giù sulla strada. Autostrada chiusa alle 6:30 e riaperta alle 7:30, le strade in mattinata dopo la pulizia dai detriti. L'esplosione di questa mattina arriva un mese prima rispetto al cronoprogramma, così la riapertura completa della strada è più vicina. Siamo con 28 giorni di anticipo e quello che era la previsione del 14 di luglio come conclusione dei lavori e riapertura della via Garipoli verosimilmente si potrà ipotizzare tra il 13 e il 15 di giugno prossimo. La Procura Messina ha presentato istanza di liquidazione giudiziale per la CR Messina, la società appena retrocessa in Serie D, dunque il futuro è sempre più nero. Francesco Triolo. Dopo la retrocessione in Serie D il futuro si fa nero per il Messina anche dal punto di vista societario. In attesa di nuovi sviluppi sul troncone principale dell'inchiesta aperta nelle scorse settimane, la Procura di Messina, attraverso il procuratore aggiunto Vito Di Giorgio e il sostituto Fabrizio Monaco, ha presentato istanza di liquidazione giudiziale. Una decisione arrivata dopo l'analisi della documentazione acquisita e le prime testimonianze raccolte. Secondo quanto accertato, la società non ha la capacità economica per proseguire l'attività a causa dello stato di insolvenza che si è determinato col passaggio di quote da Pietro Sciotto alla AAD Invest, e in questo stato di cose è difficile consentire l'esercizio provvisorio con il mantenimento della squadra in Serie D. Già fissata l'udienza per il 10 giugno, la società potrà in quella sede presentare le proprie tesi per respingere l'ipotesi e la decisione dovrebbe arrivare nei giorni seguenti. Il curatore sarà scelto dal collegio fallimentare. Se verrà aperta la procedura della liquidazione giudiziale, avrà il compito di quantificare il debito complessivo, tentare di soddisfare i creditori e vendere il titolo sportivo a chi fosse interessato. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi vi mostreremo cani campioni di bellezza in quella che è stata la mostra internazionale canina a Palermo. A tra poco.
Seconda parte di Sicilia 24, oltre 100 campioni a quattro zampe. Alla favorita di Palermo torna infatti l'esposizione internazionale canina con Sicilia Winner 2025. Vediamo il servizio, è di Marco Gullà. Oltre 1000 cani iscritti e 120 razze in gara. A Palermo in scena Sicilia Winner 2025, un'esposizione di quattro zampe impegnati anche in prove di agility. Numerose le razze in concorso, tra le quali bassotti, cane corso, cane di San Bernardo, retrievers e spaniel, oltre ad alcune razze siciliane come il cirneco dell'Etna e lo spino degli eblei. E poi una dimostrazione dei cani dei nuclei cinofili delle forze dell'ordine e di pubblico soccorso. Oggi faremo vedere un po' la destrezza delle unità cinofile del Corpo Nazionale. In pratica la prima fase è il controllo del cane, quindi ci opereremo su quello che è la fase di controllo che è propedeutica all'attività di soccorso, quindi faremo vedere dei marcaggi, quindi le ricerche come vengono effettuate sulla segnalazione del cane, quindi come segnala il cane quando trova un disperso, e faremo vedere anche una prova su sostanze acceleranti, quindi la ricerca e la segnalazione dell'Arson Dog. In una domenica primaverile anche l'occasione per passare delle ore insieme ai propri cani. In un clima disteso e di allegria, la sfilata dei pelosetti ha richiamato tantissimi appassionati e amanti degli animali. Ad esibirsi anche alcuni cani delle unità cinofile della polizia penitenziaria siciliana, specializzati nella ricerca degli stupefacenti nelle carceri dell'isola. Vi mostriamo l'emozionante installazione inaugurata ieri all'Orto Botanico di Catania, 1000 colibrì colorati realizzati in 3D sospesi tra i rami. Dal significato simbolico è andata per noi Desiree Ferlito. 1000 colibrì sospesi tra i rami dell'Orto Botanico di Catania e l'installazione inaugurata e firmata dal design catanese Bob Liuzzo, un'opera emozionante che invita a riflettere sul valore dei piccoli gesti e sull'impatto che l'impegno collettivo può generare. Amato per i suoi colori, per le acrobazie in grado di compiere e per la sua impetuosità, il colibrì simboleggia l'amore per la vita e la gioia di vivere, la tenacia e la volontà di non arrendersi mai. L'installazione Fai la tua parte si ispira a una celebre favola africana e narra la storia di un colibrì che mentre la foresta brucia trasporta nel suo becco gocce d'acqua per spegnere l'incendio. E questo è il senso profondo del progetto. Ognuno di noi può contribuire al cambiamento anche nel suo piccolo, trasformando ogni piccola goccia in un oceano immenso. L'opera si inserisce nel progetto We Catania, nato nel 2020 come simbolo indipendente per la città, con l'obiettivo di promuovere una nuova narrazione urbana fondata su partecipazione, bellezza e responsabilità. Le note del violino della musicista Elena Melardi hanno fatto da sfondo alle tante famiglie e i turisti che hanno partecipato all'inaugurazione. L'installazione è arricchita da una componente interattiva. Grazie a un QR code integrato, i visitatori possono ascoltare la favola del colibrì e approfondire il significato dell'opera mentre esplorano il suggestivo scenario dell'Orto Botanico. Motori d'epoca e paesaggi mozzafiato è il Giro di Sicilia, tra prove di abilità, accoglienza e bellezze senza tempo. Sentiamo Davide Sarto. Il rombo dei motori si fonde con il respiro millenario della storia. È il Giro di Sicilia 2025 che ha fatto tappa sulla costa del mito, trasformando la giornata qualunque in un viaggio d'altri tempi, tra fascino, cultura e meraviglia. Oltre 200 equipaggi a tutto il mondo al volante di gioielli d'epoca hanno attraversato scenari mozzafiato. Da Maria di Butera a Palma di Montechiaro, dalle prove di abilità nella Valle dei Templi al bianco accecante della Scala dei Turchi. Ovunque applausi, sorrisi e orgoglio siciliano. È un'esperienza bellissima, si perpetua di anno in anno dal 1912 voluta da Vincenzo Florio e quindi si continua ancora questa tradizione con auto chiaramente diverse, anche se alla partenza già c'era una macchina degli anni 20. Noi abbiamo una Lancia Appia terza serie del 1960, l'unica Appia presente al Giro. Tappa anche a Siculiana, prima del gran finale tra i templi dorici del parco archeologico di Salimonte. Gli equipaggi, stiamo parlando di 200 equipaggi, quindi 400 persone, sono tutte persone provenienti in grandissima parte dall'estero, anche dall'estremo oriente, dagli Stati Uniti eccetera, e sono tutte persone diciamo di un tipo di turismo altolocato che noi speriamo di attrarre sempre di più nel nostro territorio. Una sfilata d'eccellenza che ha messo in moto l'anima della Sicilia, quella capace di unire passione per i motori,
bellezza senza tempo e turismo esperienziale. C'è un'altra pausa, poi torniamo con il calcio e inizieremo a parlare del Palermo che dice addio ai sogni di Serie A. A tra poco. E siamo al calcio. Palermo già fuori dai play-off, rosanero eliminati dalla Juve Stabia. Al Menti finisce 1-0 per la stagione flop dei siciliani. Marco Gullà. Prestazione penosa, non ci sono altri aggettivi per descrivere la performance del Palermo ieri al Menti contro la Juve Stabia. Rosanero che perdono 1-0 e dicono addio ai playoff. Nemmeno ci hanno provato, perché la Juve Stabia, pur avendo 2 risultati su 3 a disposizione, non ha rinunciato a giocare a calcio e ha nettamente meritato il passaggio del turno. Il Palermo un fantasma, la squadra rosanero ha praticamente confermato l'identità dopo un anno scellerato, fatto di errori, soprattutto societari. La conferma ad oltranza di Dionisi è stato quasi un gesto autolesionista. In Italia probabilmente il City Group deve cambiare i parametri su come fare calcio, perché nonostante soldi spesi il fallimento è stato il paradigma di queste ultime 3 stagioni. Ieri un match approcciato male e finito peggio. La Juve Stabia ha dato sempre l'impressione di avere qualcosa in più rispetto ai siciliani. Nel primo tempo solo per fortuna o altro il Palermo non ha chiuso in svantaggio. Prima Floriani Mussolini colpisce il palo, poi al 35esimo miracolo di Audero su colpo di testa di Piscopo. Sulla ribattuta Candellone spara in curva a porta praticamente vuota. Il Palermo ci prova solamente con Poyampalo nel finale. Nella ripresa ti aspetti l'arrembaggio dei rosanero, ma non è così. L'unico sussulto lo fornisce Brunori con questo calcio di punizione, miracolo di Tiam. Al 67esimo Adorante scappa via Bania e trafigge Audero. 1-0 e siciliani che escono di scena. Finisce così una stagione fallimentare, nonostante la dirigenza rosanero continui a sostenere che è stato un anno positivo. Siamo molto dispiaciuti, sono arrabbiato. Con me stesso in primis, perché non è questo quello che volevamo, non era l'obiettivo che volevamo raggiungere. Siamo arrivati a ottavi, un campionato dove non siamo stati mai protagonisti come avremmo voluto, dobbiamo dircelo, lo devo dire. Ci sono stati sicuramente degli errori da parte di tutti, dobbiamo comunque farne tesoro, accettare purtroppo il verdetto del campo, perché delle volte ti dà e delle volte ti toglie. Adesso al basket. In Serie A esordio vincente di Trapani nei play-off scudetto, superata Reggio Emilia per 80-75. Franco Cammarasana. Impatto vincente della Trapani Shark nei play-off scudetto. È finita 80-75, una partita equilibrata, impattata male da Trapani nel primo quarto, chiuso sul 23-15 per gli ospiti. Riposo lungo sul 40-39 con Trapani, che però soffre maledettamente la difesa avversaria. Si va avanti poi punto a punto con Robinson che tena a galla i suoi con alcuni canestri da 3. A 55 secondi dal termine il punteggio è in perfetta parità, 75-75. Galloway però mette la bomba da 3, mentre Notei dalla lunetta fissa il punteggio sull'80-75 finale. Domani sera si giocherà gara 2, sempre a Trapani, con la squadra siciliana si spera più lucida e senza cali di concentrazione. È partita chiave per questa serie e io ne approfitto adesso chiamare tutto popolo veramente per sostenere questi ragazzi, perché abbiamo speso tante energie, non solo fisiche, mentali. Adesso tutti fanno programmi loro per recuperare meglio il possibile, ma onestamente come tante volte quest'anno il nostro pubblico è stato il nostro sesto giocatore. E con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.